Ciao, bentornati nel mio canale. Dunque, intorno a casa mia ci sono un sacco di cantieri aperti. Spero che mi riusciate a sentire discretamente. I bambini stanno guardando un cartone e io ne approfitto per farvi vedere cosa mi è arrivato da parte di Wilkinson. Una carinissima valigetta tutta sbrilluccicosa e poi sono dei colori nella mia palette, non so se avete notato. Dunque, allora partiamo dal presupposto che per quanto riguarda la depilazione, come avete visto precedentemente nelle mie storie di Instagram, dove vi facevo vedere come usavo il mio epilatore elettrico preferito, io sono una fan appunto degli epilatori elettrici, però difatti ho visto anche l'ultimo modello che è uscito ed è spaziale, solo che se non fosse che il mio funziona ancora benissimo dopo 10 anni, forse anche di più, non ho un'ottima scusa per sostituirlo, anche perché quello funziona, dovrei buttarlo e sarebbe uno spreco e quindi no, non va bene. Aspetterò che si autoelimini da solo. Quindi per quanto riguarda le gambe, io uso l'epilatore elettrico, però non ti nego che non disdegno i rasoi. I rasoi, in particolar modo Wilkinson, ogni anno mi fa provare le novità e quest'anno mi ha mandato questo cofanetto carinissimo con all'interno due rasoi che adesso ti faccio vedere subito. Ovviamente uno l'ho già spacchettato perché fremevo. Aspetta che li spostiamo dai libri dei bambini, così si vedono meglio. Ma adesso ti farò vedere nello specifico di cosa stiamo parlando, perché io uso sì l'epilatore elettrico, ma per quanto riguarda le ascelle e la zona bikini io vado di rasoio, anche perché diciamo che cioè ci sono dei colori fantastici, già solo il pack è bellissimo. Ti dicevo appunto che io per le ascelle e la zona bikini uso comunque i rasoi, a meno che non possa andare dall'estetista e lì sì faccio la ceretta, però è raro oramai che io possa possa concedermi il lusso di andare dall'estetista, ma non perché non posso permettermi economicamente di andarci, più che altro perché dovrei trovare il tempo. No, il tempo lo potrei anche trovare, dovrei trovare qualcuno che nel frattempo mi tenga i bambini, e tra la quarantena, tra gli asili che sono chiusi, quindi. Allora, io già l'ho spacchettato questo perché è bellissimo, è di un colore veramente trendy, un rose gold o rose golden. Ci sono 4 testine, 4 qui e una già inserita, in questo ultra chic e femminile rasoio con l'impugnatura in gomma antiscivolo, ha 4 lame se non mi sbaglio. Sì, 4 lame e la testina oscillante, e in più le strisce lubrificanti contengono aloe vera e vitamina E. Vediamo, ah, devo scorrere, ecco, io pensavo si sganciasse. Già il colore è veramente chic, quindi approvato, ci piace. E oltre questo c'è anche nel pacco suo fratello Extreme 3. Questo lo conoscevo già perché anche l'anno scorso l'ho potuto provare. All'interno del pacchetto ci sono sempre 4 testine e una già inserita, però questo, a differenza dell'altro, ogni testina ha 3 lame e la striscia lubrificante contiene aloe vera e olio di jojoba. Questo anche ha un'impugnatura in gomma antiscivolo. Io ti dico la verità, questo lo tengo in doccia di solito. Questo credo che finirà direttamente nel mio beauty da viaggio. Proprio mi piace tantissimo questo colore, sì.
e poi vabbè, con un semplice clic si sgancia per cambiare la testina, molto facile. Sì, sì, questo finirà nel mio beauty da viaggio. Non mi ricordo il prezzo, però te lo lascio scritto qui, di questo. E invece il prezzo di questo te lo lascio scritto sempre qui in sovraimpressione. Inoltre sul sito Wilkinson's World ogni settimana si possono vincere delle interessanti gift card del valore di 200 euro per viaggiare con vola gratis. Quindi nell'info box troverai il link diretto se vuoi vedere anche questo concorso e partecipare. Mi sembra che ti ho fatto vedere tutto e spero che questo video ti sia piaciuto. Mi raccomando, non dimenticare di scrivermi un tuo commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e se ti piacciono i miei video. Grazie, ciao! Sì, ce ne sono, ecco, muratori, grazie, grazie, muratori.